conmigo. O su me. Non è che sei un noi. Buongiorno. Sacco. Prego. Tutto bene? Ehi, non c'è male in house. Stavo leggendo. E? A te non ci posso entrare manco sull'ora d'uomo, come te devo fare? Casti e te non ti posso proprio giurare. Prova anche questo assessore all'agricoltura. Assessore all'agricoltura? Sì, sì. E te tutto questo truppello con mantioga? Castico fai voi. Oh, i vostri demoni su. I noi è commenta su gioco da sudarazzetta. Se una gira benente mi vota, te sbatti devono scampassare. Oh, cano, si caceva un tillestro, so, e te che succede? Contimi tutto. Il suo mezzo gusto, cotto sabudio sul suo musto tu sagatiti. Manti de tapagai di acqua, 20 milioni si te bulletta. In aria sa sarretto tu sapittici. Quando metto cava fai, su vuzzo in braccia, a sacco in vicino arriva tua sorella sa satir. E quando arriva sta a rovinare a pure. E gravito sul suo muro, sagatiti. E balla, ma i te segreti che tu sostimo, Deo. Ehi, do, che ci sono andato a cattare, che non ti sbagliavo. Accattai! Antinao, che chi non veniti, mi venita, mi vignorai! Ehi, do, che ne va? Adioso, con mai, adioso. Adioso, papà. Lo so benissimo, ma ti mandavo sul vice sindaco. Casi che sul problema mio è riguardo da signoria. Bravo, hai fatto bene a venire da me. Ti prometto già da ora che il tuo problema sarà risolto. Perché come le prometto le cose, non le promette nessuno. Come sei? Permesso? Buongiorno, su sindaco. Visto che sei qua ne approfitto, mi sarai utile. Te li faccio sentire, li sentirai in anteprima e mi darai anche il tempo. Un attimo, un ultimo accordicino. Dammi il tempo, va. 1, 2, 3, 4. Io sono un cittadino fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Io sono fortunato e a te manca tutto ciò di cui hai bisogno. Ma quando verrà il giorno ritornerò da te. È andata come è andata, tu tornerai a votare per me. E buonanotte al secchio e... Ah, su sindaco. Ma ando da cabaso, come ti devo fare con questo di autobus? Vostè ha bisogno di fare al posto di ogni cosa. Ma cosa vuoi da me? Vostè non è su sindaco. Questo sì signore, è il sindaco, sì signore. Però io il sindaco lo faccio per hobby. Io in realtà di mestiere, come vedi, faccio il cantautore. Certo, devo ammettere che oggi fare il sindaco mi rende di più. Ma il giorno in cui la smetteranno di compiere i miei testi, il successo arriverà. E allora lascerò il posto a un altro. Ah, Susi, ma su voi, quando mi userai? Se me ti prometto che mi userasti in 2 dise, invece sì. Sì, signore, 2. Perché dagli studi effettuati dai nostri tecnici, che non dimentichiamo sono migliori sulla piazza, sono sin da primo mattino, con spirito di sacrificio e abnegazione, con l'unico obiettivo di raggiungere la sera, avendo risolto ogni problema dei nostri cittadini, è emerso che per la realizzazione sarebbero stati necessari 2 giorni. Ma non sei bastato manco 3 scite, sa? Sì, signore, 3. Perché
causa di problemi collaterali, per non attribuire ovviamente all'impresa appaltatrice, per la quale posso garantire io personalmente, in quanto intimo amico del titolare sin dall'infanzia, a tutt'oggi sono trascorse 3 settimane. Sicché ci volete passare 2 mesi pure. Sì signore, 2. Perché se si dovessero verificare ulteriori problemi, non addebitare ovviamente agli operai, per i quali posso garantire sempre io personalmente, in quanti scelti tra le migliori famiglie del paese che votano per il sottoscritto sin da vecchia data, i lavori per la realizzazione dell'opera potrebbero protrarsi ancora per altri 2 mesi. Cioè, Ma tanto se fate mia comprende che ci volete passare 3 anni pure. sì signore, 3. Lui basta davvero! Pure se signora tu, se signora mi si Ma cos'è impazzito? Aiuto, guarda!